Giocavano come se la pandemia non ci fosse e i divieti di assembramenti non esistessero. Sabato pomeriggio la polizia di Padova ha infatti scovato 21 persone tra i 25 e i 50 anni seduti ai tavoli verdi di un circolo di 2 Carrare intenti a giocare a poker. I soci del circolo erano stati invitati tramite i social network. Tutti gli avventori sono stati identificati e sottoposti a controllo. 14 di loro avevano precedenti di polizia. All'interno del locale era stato allestito anche un bar. L'attività del circolo è stata immediatamente sospesa ed è stata imposta una chiusura per 5 giorni. La partita a carte è costata molto cara, 800 euro di multa a tutti i presenti infatti. 2 i verbali, uno per lo spostamento dal proprio domicilio senza i presupposti di necessità e l'altro per la mancanza osservanza del giusto distanziamento sociale.